La nostra azienda è un'azienda a duplice attitudine. Abbiamo la metà dei capi dove abbiamo frisone per fare latte, quindi vacche da latte, e l'altra metà è da carne, nel quale abbiamo una razza piemontese sotto la stragrande maggioranza, con un totale di circa 270-300 capi. Io fin da piccolo ho avuto la passione per gli animali e per i macchinari devoluti all'agricoltura, essendo sin dai primi anni d'età stato a contatto con gli animali, con i trattori, con i campi, e quindi ho avuto sempre questa passione e l'ho sempre coltivata nel tempo, sino a continuare anche gli studi nella scuola agraria di Conegliano, e da lì poi sono subentrato in azienda come socio e abbiamo continuato ad espanderci e a rinnovare tutto il nostro settore, diciamo, tutta la nostra azienda. I nostri obiettivi erano quelli innanzitutto di ridurre i carichi di lavoro sia per noi e sia per i nostri colleghi, mentre l'obiettivo soprattutto del PSR era quello di migliorare il benessere animale, e così facendo c'è un miglioramento anche di un ritorno in discorso di litri di latte, e un discorso di rese e incrementi degli animali. Questo fa sì che noi abbiamo dei prodotti, ad esempio investendo, come ho detto prima, nel settore della fienagione, abbiamo ottenuto dei prodotti base dell'alimentazione di maggior qualità e di maggior quantità. Questo ha fatto sì di avere un risparmio anche dell'acquisto di queste materie dal mercato esterno, e quindi un risparmio. Il consiglio che potrei dare è quello innanzitutto di essere convinti del proprio progetto. Se si è convinti del proprio progetto, il mio consiglio è quello di affidarsi a persone competenti e capaci per avere anche una serenità in questo percorso.